Le multiple per sempre. E vediamo come va questo Decathlon Outdoor, vediamo se arriva magari qualcosa di ancora più soddisfacente come una maglietta italiana e adesso si può sognare. Sono partito con un 8,36 negli ostacoli, poi sono andato al saltilungo 6,51 personale, 13,31 al peso, pensavo molto di più, poi è arrivato l'alto 2 metri e non ci credo. E adesso ho appena finito con un 2,59 nei 1000 e non ci credo neanche ancora. Senti, quell'alto quanto vale per te? Per me è valso la gara perché sono partito a misure basse, volevo fare la gara tecnica, la gara tattica per stare dietro a Caiani che mi stava proprio sul collo e poi superato il 94 ho detto basta, la do tutta, al terzo tentativo è arrivato il 2 metri e ce n'è ancora, spero di avercene ancora per i campionati di ancora. Senti, raccontaci di te, come mai le multiple? Beh, le multiple allora faccio multiple da primo anno cadetto. Partendo con l'Esathlon, ho fatto i campionati italiani a Class, sono arrivato ottavo, però non avrei mai pensato di vincere questo campionato italiano con record italiano.